Oggi è stato convocato un tavolo tecnico presso il Comune di Realmonte con i tecnici di Talcali, unitamente ai nostri tecnici. Spiace constatare che il tavolo tecnico non ha potuto trovare un seguito proficuo, attese delle problematiche iniziali di carteggio e di valutazione tecnica. Sono profondamente convinta che la politica abbia il dovere in questi casi di intervenire, di essere presente, di essere resa edotta su quali siano gli aspetti problematici di una vicenda che comunque ha interessato questo territorio per 53 anni e continuerà ad interessarlo nei prossimi anni. È chiaro che da sindaco prendo atto di tutto quello che sta succedendo, mi farò garante della sicurezza pubblica, l'ho detto l'altra volta, nonché di un reale contemperamento di esigenze da un lato dell'attività in questione, dall'altro di un'intera comunità e quindi di un'economia che cresce ma in sicurezza e di un territorio che possa espandersi sulla base di una reale vocazione che certamente a Realmonte è quella turistica, ambientale e paesaggistica. Mi auguro e auspico che questi tavoli possano riprendere per arrivare al cuore della questione. Comunque il Comune di Realmonte farà un'azione giudiziaria avverso un provvedimento che secondo i nostri tecnici è un provvedimento non adeguatamente motivato, oltre agli altri profili di illegittimità che sono stati ravvisati, e quindi renderemo chiaramente edotti i cittadini su quello che è lo stato dell'arte, perché attiene appunto alla sicurezza e all'incolumità pubblica, oltre che a una crescita economica di un territorio intero, e quindi siamo qua, stiamo lavorando e continueremo a farlo.